ricordiamo di te sin da piccolo, quando questo paese ti accolse e ti vide crescere. Assieme a noi hai trascorso la gioventù tra il duro lavoro di Scalpellino e le risate al cinema d'Augurato, il nostro nuovo cinema paradiso. Hai corso con noi ai canali, hai giocato con noi nel sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena, prima con una palla di pezza e poi con una di gomma, fino a quando a poco sei entrato a far parte della prima squadra di calcio del Buccheri, guidata dal manager Vito Dalla Tozza e dagli sportivi Ciccio Moncada, Tano Scollo, Ciccio Gissara, il professore Santocono, Paolo Longo, eccetera. E così il Buccheri ebbe una squadra, una grande squadra di calcio, che vinceva dovunque andava, grazie ai tuoi indimenticabili gol, fino a culminare nella più bella delle vittorie nel 1959, la quarta Coppa Montelauro. Poi andasti via, siciliano tra i siciliani, emigrante tra gli emigranti, come molti negli anni 60, e Buccheri ti perse per sempre come calciatore, ma non come amico, perché Buccheri tu lo avevi nel cuore. Solo i fortunati amici che ti circondavano in Svizzera ti hanno potuto godere, come i fratelli Paradiso, Vito Dalla Tozza, Umberto Bucchieri, Pippo Silla, eccetera. È fortunato anche chi ti vedeva nei 10 giorni d'estate assieme ai gemelli Vacirca e alla solita combriccola davanti al bar della Mazzacana, dove si formava un capannello attorno a te per sentirti parlare e litigare appassionatamente di calcio, del tuo Milan e della Juve, con Dalla Tozza ed altri, e a sentire le minchiate di Peppe Cipè. Ora tutto ciò è passato, ma noi amici, sappilo, non possiamo digerire questa tua improvvisa partenza, perché te ne sei andato senza fare le valigie stavolta. E forse queste parole e questo documento non sono altro che la prova del nostro dolore, perché insistiamo a volerti con noi contro ogni logica. Ma prima o poi ci dovremo rassegnare, se non altro per vedere il frutto che ci hai lasciato nel calcio, il tuo erede Alfredo. Ecco, guardalo assieme a noi. Ciao Angelo.
sono in finale, già. Ma no, 10 minuti sarà Andiamo, cioè il partenza destinato a allora sa come giocava, adesso ha calato un po', 5-6 anni fa. comunque ha avuto il suo momento. Sì, i suoi momenti, allora giocava in Serie A. Solo che Serie Tito, donna di Claudio Villa ci si chiama. Donna, sai quando tutto? Sta casa si deve filmare. Una macchina deve fare un giorno dovete scendere in piazza tutti quanti. Ma se tanto normale, l'ha già fatto. la gente vuole vedere. Ma senti, devi dire a quel ladrone di viso. Carino, qua c'è un altro, io non ce l'hanno ancora. Questi decisi i motivi personali, c'è l'anno ci hanno messo il gioco di giocatori. Lui è più male. Questo che è a Lentini, quando lo giro?
Ringrazino con tutto il cuore tutti i buccheresi presenti, sportivi e non, per onorare con la loro presenza il grande e indimenticato, la grande e indimenticata ala sinistra del Buccheri della Coppa Mondelauro, Angelo Filippone. Un applauso, grazie. Ecco, la signora Filippone consegna alla squadra di Ferla la coppa della terza squadra classificata. Grazie per aver partecipato. I giocatori per aver partecipato ad onorare il nostro grande giocatore. Dateci tutti quanti i giocatori. E la medaglia. La medaglia, Alfredo. Alfredo, prendi la medaglia, la coppa, alza la coppa, Alfredo, alza la coppa, benissimo. Bravo. I giocatori della squadra sono pregati di accomodarsi per ricevere le medaglie. Maria, ti prego di dare le medaglie ai giocatori, grazie. Accomodate. Un applauso alla squadra seconda classificata.
La signora Filippone consegna la medaglia a Franco Ingannè, capitano della squadra del Bucchelli. Un applauso! Ringraziamo vivamente tutti ancora. Chiedo a ogni giocatore a ricordo di questa bella manifestazione. L'assessore Interlandi è pregato di consegnare dopo le medaglie agli arbitri e ai segnalini, per cortesia. Gli arbitri e i segnalini sono pregati di avvicinarsi da questa parte. Grazie. Un applauso, ringraziamo vivamente gli arbitri che sono venuti da lontano per onorare il nostro caro Angelo. Grazie ancora. Ecco, l'assessore Interlandi e la signora hanno consegnato le medaglie. Grazie ancora. Consegno questa targa alla signora Filipponi in ricordo di questa manifestazione. Adesso prego vivamente il presidente del Catania Club di Uster di avvicinarsi. Consegniamo la targa al presidente del Catania Club di Uster, sede Angelo Filipponi. Un applauso. Sono momenti veramente commoventi. Grazie. Consegniamo il microfono al presidente. Deve premere qua. Metterlo di giorno con lì. Sono rimasto molto meravigliato di una così bella festa sportiva in memoria del nostro caro Angelo Filippone. Naturalmente questo vuol dire che Angelo aveva molti amici ed il Club Catania lo ricorderà sempre così, un grande amico. Grazie. Avevo qua una scaletta e la dobbiamo rispettare. Dunque, ora preghiamo l'assessore Interlandi preghiamo l'assessore Interlandi di consegnare una medaglia ciascuno ai fratelli Paradiso che abitano a Uster, a Enzo Paradiso, Pierino Paradiso e anche per il loro fratello Nino che non c'è. Se vi voltate così c'è anche una foto di volta. Una medaglia al Catania Club di Uster. Il presidente si avvicini un'altra volta per il comitato, questo qua, per il comitato del club Catania Club di Uster. Ed ora preghiamo la signora di consegnare una medaglia al grande Vito Taradozzo. Un applauso, signora Maria, consegni la medaglia al Vito Taradozzo, grande amico di Angelo. Preghiamo ora la
all'assessore Interland di consegnare la medaglia a Ciccio Floresta, ovvero sia Ciccio Catanese. E preghiamo se c'è presente Giovanni Musco. C'è Giovanni Musco, grande sportivo che abita a Roma, una medaglia in ricordo di Angelo. Preghiamo anche Ciccio Vacirca di avvicinarsi per avere la medaglia di Angelo. Ciccio, prego. I fratelli Vacirca si accomodano pure per avere la medaglia di Angelo. Se c'è Vito Salamone, il fotografo, c'è? Non c'è, mi pare che c'è il suo genero. Ecco, avvicinati. Maria, una medaglia per Vito Salamone da consegnare al genero. Preghiamo Gianni Ingannè di avvicinarsi, presidente della squadra buccherese che è passata dalla terza alla seconda categoria. Danilo, ti salvasse perché se tu lo scordavo ti eravamo persi. E ora preghiamo vivamente, dopo l'intervallo di giocatori e di sportivi, preghiamo la signora Rosetta di Filippone di avvicinarsi assieme al marito per ricevere la medaglia di Angelo, del loro fratello Angelo. Accomodate. Coraggio, coraggio, che è una bella festa di gioia per Angelo. Adesso preghiamo la signora, no, basta, preghiamo la signora di consegnare una medaglia al comune di Buccheri rappresentato dall'assessore Interlandi, una medaglia al comune di Buccheri che si è prestato con grande solerzia per allestire il campo, spogliatoi che erano ridotti un po' male. Pro grande sportivo Matteo Nicolini di avvicinarsi per ricevere anche lui la medaglia per Angelo Filippone. Vito Giaquinto si accomodi, anche lei purtroppo. E preghiamo anche il mio cugino Fausto Nicolini di avvicinarsi per avere una medaglia, lui e un'altra per il giocatore Gigi Nicolini. Grazie. Sono stati momenti di grande commozione e di ricordi, perché io stesso, io stesso ho ricordato i momenti dei grandi tornei che si facevano al campo sportivo, delle Coppe Montonauro, anche se io ero molto piccolo, e quindi sono stati momenti intensi. Io in questo clima di ringraziamenti vorrei ringraziare effettivamente una persona, e anzi più persone, non ricordo i nomi purtroppo, perché vorrei ringraziare, visto che abbiamo fatto applausi un po' a tutti, veramente l'anima dell'organizzazione, che è il signor Tanino Cannata. Allora, visto che tutti hanno avuto una medaglia, è giusto che anche Tanino abbia la sua medaglia per ricordare questo momento. Con Vito D'Aradozzo e il mio cugino Matteo. Dov'è il mio cugino Matteo? Ecco Matteo. Turrisi, una medaglia per Turrisi, per piacere. Me l'ero dimenticato, qua.
Qualcuno che lo prega lì al microfono. Io non vorrei aver dimenticato qualcuno. Un momento. Dove Pippo, vieni qua Gioia. Si avvicini per cortesia. Pippo si avvicini. E Giovanni Mazzone, il grande giocatore della Coppa Montelao, il marito della compianta Elvira Petrella. Vieni Gioia. Signora, si vuole avvicinare lei? Lei fa le veci della nostra mamma, si avvicina. Sono un po' contate, diciamo, erano una ottantina, ma pare che forse non ci bastano più. Grazie a tutti di nuovo. Abbiamo il presidente, il membro della famiglia siciliana. Si accomodi, venga. Signor Strano Paolo. Si accomodi il signor Strano! Maria, la una medaglia al signor Strano! Prego! Io chiedo scusa perché nella confusione può capitare che se la prende a male qualcuno. Ma li ascoltate io? Ok. Allora ringraziamo di nuovo tutti quanti, sportivi e non, per aver onorato il nostro grande Angelo. E diciamo con tutto il cuore, viva Angelo! Speriamo che il prossimo anno grazie a tutti!